Eccoci al termine di Sarzana-Bassano, 11ª di campionato. Siamo con il capitano del Sarzana Davide Borsi. Partita che termina 8-1 per il Bassano, un risultato sicuramente pesante. C'è da dire il Bassano ha segnato subito nel primo minuto e sicuramente quel gol a freddo ha sicuramente indirizzato la partita in questo verso. Il Bassano si è portato dopo poco sul 3-0 e ha gestito un vantaggio per tutta la partita. Il Sarzana non è riuscito a infliggere reti nel primo tempo. Nel secondo tempo c'era quel gol che sembrava aver riaperto la gara, poi però il risultato è rimasto invariato e alla fine il Bassano è riuscito a dilagare 8-1. Qual è il tuo commento sulla gara di questa sera? Il mio commento innanzitutto parto con non chiedere scusa, ma per la prestazione sicuramente della squadra, agli incessanti, a tutto il pubblico, perché non si merita queste prestazioni. Sicuramente anche il risultato non è veritiero, nel senso che comunque anche gli ultimi 4 gol sono stati fatti penso negli ultimi 3-4 minuti, nel senso in un minuto penso abbiamo preso le ultime reti. E nulla, però dobbiamo cercare di cambiare rotta in una maniera o nell'altra, dobbiamo cercare di essere più cattivi, più cinici, più tutto, dobbiamo migliorare in tutto, da me per primo all'ultimo dei giocatori, a tutti, ai dirigenti. Dobbiamo dare tutti qualcosa in più perché dobbiamo uscire da questa situazione e penso che abbiamo le potenzialità per farlo. Dobbiamo lavorare, lavorare, lavorare. Detto questo, comunque faccio il complimento al Bassano, ha fatto una splendida partita, una squadra fisica che pressa tutta la partita e concede poco. Ma noi dobbiamo guardare in casa nostra e dobbiamo, appunto, come detto, cercare di cambiare rotta. Ora bisogna guardare alla prossima. Il Sarzana affronterà domenica fuori casa il Montebello. Sì, ora fortunatamente ti dico, perché quando fai queste partite qua non vedi, hai subito la possibilità di rigiocare domenica, quindi fra 3 giorni, e dobbiamo andare là a fare la nostra partita convinti e con l'obiettivo di vincere, perché diventano 3 punti importantissimi per noi, per cercare di racimolare qualche punto, poi vedere da gennaio di fare un girone di ritorno, finire l'andata col Follonica in casa e poi iniziare il ritorno, fare molti più punti, prestazioni un po' più convincenti. Ora c'è poco da dire, c'è da lavorare e cercare di uscire da questa situazione.